A Ravanusa continua incessante l'opera dei soccorritori che da sabato sera lavorano senza alcuna sosta. Tutti i vigili del fuoco, protezione civile, forze dell'ordine, con l'unico obiettivo di ricercare tra le macerie i dispersi, che sarebbero i due Carmina, Calogero e Giuseppe, padre e figlio. Il dolore si legge negli occhi della gente che ha vissuto il dramma. Ricordiamo che sono 7 i corpi estratti, di cui 4 individuati grazie al cane Luna, il Labrador dei Vigili del Fuoco di Palermo. Tra i corpi quello della giovane Selene, l'infermiera al 9° mese di gravidanza. E intanto proseguono i controlli dei carabinieri per scoraggiare eventuali sciacalli dalla zona. Un servizio che dà serenità alla gente, alla quale l'Arma dei Carabinieri è vicina, come ha ribadito il comandante provinciale di Agrigento Vittorio Stingo. E sul luogo della sciagura si è recato il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. Sono qui, ha detto il prefetto, per dare fiducia a questa gente. Il prefetto ha avuto parole di elogio per i soccorritori e prima di lasciare Ravanusa ha voluto incontrare le famiglie sfollate, ospiti della vicina scuola.